perché ci sono delle anomalie straordinarie nel nostro Paese. Io voglio fare un esempio concreto. Per le prossime elezioni europee, a proposito di qualità, nella lista dell'NCD, cioè la lista di cui è segretario il Ministro dell'Interno, che dovrebbe essere un tutore della legalità, è candidato l'ex Presidente della Regione Calabria. Bene, l'ex Presidente della Regione Calabria si è dovuto dimettere perché è stato condannato a 6 anni per falso in bilancio nel periodo in cui era sindaco. Adesso sta facendo... No, un attimo, voglio dire una cosa, io spero che venga assolto. No, voglio dire, spero che venga assolto, va bene, perché è sempre un dramma quando un amministratore, ho fatto anch'io l'amministratore, quando un amministratore viene condannato, io spero sempre che venga assolto. Però se c'è una legge che lo ha costretto a dimettersi da governatore, ma perché non esiste una legge che gli impedisce di fare il candidato alle europee? Perché non ha senso, ecco l'anomalia del nostro paese. Se uno continua a fare il governatore, se non può fare il governatore, a mio avviso, in un paese normale, con una legislazione corretta, non può essere nemmeno candidato alle elezioni europee. Non siamo un Questa paese è l'anomalia. normale, non possiamo neanche contare, dobbiamo metterci d'accordo. Ma infatti dobbiamo fare le riforme per diventare un paese normale, ma questo è fondamentale. Io non sono contro le riforme, io sono assolutamente a favore.